Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano. Allora ci mancano 7 partite per chiudere il campionato, ma abbiamo nell'ordine Roma Inter Milan, cioè abbiamo praticamente partite impossibili. E dopo questo video finirò comunque con sto Football Manager, mi dedicherò solo ai giochi retro di Football Manager e comunque come potete vedere, a parte qualche gioco, sto parlando più, diciamo, roba vecchia. Quindi in questo periodo comunque ho voglia di portare più il canale a qualcosa di diverso, perché i video, diciamo, con i giochi moderni comunque lo fanno tutti e voglio cercare di fare qualcosa un po' più di nicchia come ho cominciato il canale. Quindi vediamo se riusciamo a vincere lo scudetto e se no pazienza, in ogni caso sarà l'ultimo video su Football Manager 2023 e poi partiremo con, dopo la vittoria dello scudetto nel 2002-2003, però sfida persa, ci sarà la stagione 99-2000. Ok ragazzi, andiamo. Siamo contro la Roma, è già partita dura questa, eh. Questa è già una partita difficile. L'importante è fare i 3 punticini. Vai raga, andiamo a dominare. Milan non gioca. Guarda che il Milan ha 3 partite più di noi, una roba mostruosa praticamente. Dai, proviamoci. Anch'essa. Non è impossibile lo scudetto, anzi, dopo abbiamo perso le altre possibilità per lo scudetto, sarebbe comunque un evento a Napoli. Kvara subito! Kvaratskhelia, signori. 1-0 subito. La Roma prende un gol a dir poco geniale. Dai, Fede, continuiamo così. Il trittico della morte proprio. Con Roma, Inter e Milan. Ci giochiamo lo scudo. Sulla carta la più facile, questa bisogna vincere assolutamente. Subito ai ai ai, bravissimo. Il soldato Kim ci salva. Il soldato Kim ci salva ancora qua Meret. Signori, la è dura, signori, la è molto molto dura. Meret. Dai, cerchiamo di portarla a casa, sarebbe troppo fondamentale intanto vincere questa. No, lo diamo i ragazzi, Aia Dybala. Gol subito. Punisce subito Abram purtroppo. Rui. Attenzione subito qua, Pino. Un po' di casino. Zeli, Pino, Di Lorenzo, Dilo, vai di Osimhen, palo, ovviamente. È una sfiga. Oh. Zeli, ci stiamo dominando, ma ovviamente pareggiamo. Pino, Kvara. Ancora il Naples, vai Naples. Occhio ragazzi. Bravo Zielinski, Zielinski si invola. Osimhen, Osimhen, Osimhen. Dio. Stiamo sprecando l'impossibile. Anche se anche stanco. Togliamo anche se. E mettiamo Ndombele. Quindi bisogna vincere, se vogliamo avere una chance bisogna vincerla. Siamo indietro dal Milan, siamo indietro. È vero che ha 3 partite in più, ma dobbiamo vincerle. No, Di Lorenzo, Meret, Marietto Rui, Rachmani, Soldato Kim, Zielinski, Osi, niente. Karsdorp, bravissimo, Kvara che recupera, Rachmani. No, Dio. Incredibile, andiamo addirittura a perderla. Rachmani di merda. Incredibile, beffa atrocissima. Dominiamo noi e vincono loro.
Parata su Kvaratskhelia. Dominio Napoli, ma vince la Roma con 2 tiri in porta. Cioè, è pazzesco. Questa stagione è tutta così. È tutta così sta stagione. Cioè, impressionante. Rui. Osimhen, niente da fare. Lobotka. Kim. Zielinski. Rui. Pallaccio su lui, Ndombele. Mettila in mezzo, niente da fare. Attenzione, errore! Gol, vaffancuore. Il pan per focaccia, anche noi su cagata della difesa della Roma. Pareggiamo. Un attimo solo. Ragazzi, è suonata la porta. Vai. Andiamo avanti. Ci vuole la vittoria, però che il pareggio non basta, che iper meritiamo oltretutto la Botka. Mamma mia Kvara, signori. Questo è il Kvara che vogliamo. Un Kvara arrogante a tratti. Per Frattesi. Al posto di Di Lorenzo mettiamo Singo. Boh. Adesso per piacere, ragazzi. Stiamo attenti. È troppo fondamentale questa vittoria. Troppo. Allora, a volte più disciplina. Vai. Dai raga, rallentiamo e portiamola a casa. Marietto. Singo. Mamma mia, che bordata. Mamma. Ti prego, andiamo a KO. Adesso devo fare 50 azioni. Tutte al 90esimo. Marietto, buttala via. Ndombele. Bove. No, ma lo prendiamo. È scritto che dovevamo prenderlo, si vede già. Che schifo, che schifo. Che schifo, ragazzi. Basta questo pareggio. Andiamo forse addio allo scudetto. Ci vorrà un miracolo. Ma abbiamo dominato, ragazzi. Iper dominato e non riusciamo a portarla a casa. Dopo stagione così, sfortunatissima. Ragazzi, Napoli-Inter, se non vinciamo anche questa, raga, so cazzi. Vai, Fioi. Purtroppo abbiamo pareggiato con Lazio 2-2, Roma 3-3, ma con la Roma. Era incredibile non riuscire a portarla a casa, è incredibile. Zielinski. Palo. Proprio pazzesco sta stagione. Una stagione dove potevamo fare mille cose, invece per dei meriti nostri ok, ma anche per sfortuna. Non riusciamo forse a vincere nulla. Per cui abbiamo cominciato è incredibile. Soprattutto in campionato. Paino. Di Lorenzo. Juan Jesus. Rui. Marietto Rui. Kvara niente. Onana miracoloso. Onana devastante. Onana mastodontico forse. Miki la passataria. No, ciao Miki. Traversa incredibile gol. No, spero sia fuori gioco. Preghiamo. Rete concessa, quindi stiamo addirittura perdendo contro l'Internazionale. Proprio il Napoli è crollato alla fine. Un crollo devastante. Sta dominando purtroppo l'Inter.
Attenzione, Napoli, niente. Non imblocchiamo mezza, Lobotka, sveglia, Fioi, sveglia, proviamoci almeno. Zielinski, bello, Anghissà, gol. No, dai, non può ancora una volta fuori gioco, come sempre, quando... Dai, basta! Addio Cristo, ma 20 gol annullati all'ormai. Sì, stagione che proprio nella seconda parte e fai l'espulso. Iper fastidiosa però, ragazzi, Iper fastidiosa. Solo gol annullati e non riusciamo a vincerne più una per sfida. Di Lorenzo. Il Broz. Lobotka. Rachmani. Kvara. Niente. Neanche in 10 contro 11 riusciamo a vincerlo. Ci stiamo giocando tutto. Osimhen, Anghissà ancora, Anghi, stavolta è gol, annullamelo stavolta, annullamelo. 1-1. Noi che vogliamo portare sto cazzo di scudetto a Napoli. Questi sfortunatissimi stiamo dominando, queste. Allora. Teniamola così per il momento, anche se dopo c'è il Milan, dopo chiaramente ci giochiamo tutto con l'AC Milan di Milano. Dai, almeno questa, portiamola a casa dopo la ladrata con la Roma e con la Lazio. Dai, Di Lorenzo, per Yarma e Pino. Di Lorenzo, vai di per Pino, non ce la fare. Pino la recupera, Osi, 2-1, ma stavolta teniamola 38 gol stagionali per Osimhen. Ma non basta. È incredibile. Di Lorenzo, Rachmani, Solanabres giocando sul velluto, ma siamo solo 2-1, quindi può ancora finire in qualsiasi modo. Comunque l'Inter in 10, questo conta. Kvara, Anghissà, bravo Anghissà, il Brozo, oh sì, annullami, l'altro va incredibile. Gol, vaffancuore. Lodiamoli. Deve uscire Kvara, entra. Mettiamo Lozano, mettiamo Okafor per Pino. Ma mettiamo il Raso, dobbiamo fare il turnover, ragazzi, e pregare che non succeda niente. E Frattesi per Zielinski. Devo farli riposare il più possibile. Dai, è un uomo in meno, 3 euro non possiamo. Adesso perdiamo questa, veramente meritiamo la Serie B, cazzo. Allora, più disciplina. Più lento. Vai, raga. Portiamola a casa. È chiaro che tutto passa per la vittoria col Milan. Cioè, se non vinciamo col Milan, comunque è finita. Rachmani. Marietto Rui. Irving Lozano, Irving Rui, Marietto Rui, niente da fare. Il Brozzo. Lozano. Attenzione, Okafor, traversa di Okafor. Ci mangiamo l'impossibile. 19 tiri a 7, dominio totale. Ok. Ben fatto. Buona vittoria, dai. Pian pianino. Siamo contro il Milan, ci giochiamo tutto. Perdere oggi vuol dire fine. Proviamoci Beppe. Incoraggiamoli sti ragazzi. Siamo in casa, dai, proviamoci. Vinto parità equilibratissima. Anche troppo forse. Non sta succedendo one match.
se riusciamo a pareggiare o perdere, qualche partita le facciamo con risultato istantaneo, perché onestamente diventano troppi punti a poche giornate alla fine. Vediamo, magari ci va anche di culo, chi lo sa. Tanto sono le nostre tattiche. Attenzione, Osi però, silenzio, Osi. Relax ragazzi, relax, 40esimo gol stagionale. Victor Osimhen sigla il vantaggio, ma manca una vita. Proprio alla fine del primo tempo, godo. Non vi rilassate, stronzi, dai. Leggero infortunio per Kvara. Mettiamo Okafor. Stanchissimo. Anghissà, mettiamo un Ndombele. La squadra è stanca, ragazzi. La squadra è finita, oserei dire. Anche Di Lorenzo deve uscire. Attenzione al Milan. Il Milan farà di tutto per pareggiarla. Con un pareggio a mezzo, scudetto in tasca. Stiamo dominando coi numeri, però... Ma perché almeno siamo 2 punti di svantaggio. Mamma mia, sarebbe un'impresa, cazzo, dai. Calabria. Calabria ha fatto la calabriata. Mamma che cagata di Calabria. Attenzione Ndombele, numeraccio. Zelensky, fuori. Fuori, cacchio, fuori. Anche lui è finito, anche Marietto Rui. I due terzini sono finiti. Non ce la facciamo più. Zelensky. Vi prego ragazzi, Okafor, Zelinski ancora, niente da fare Okafor, Brahim recupera ma ancora Lobotka, Ndombele, prova il tiro forse, Ndombele, fuori di nuovo, 1-0. Partita devastante, siamo stanchissimi tutti, proviamo l'ultimo cambio, non ne abbiamo più, è vero, scusate. 86esimo, l'abbiamo dominata con i numeri. Osimhen è morto. Andiamo a casa, 93. Mamma mia, la vinciamo 1-0, la vinciamo 1-0 con Osi. La vinciamo 1-0 con Osi. Se vinciamo il recupero siamo davanti noi, non ha senso. Nulla. Kvara quanto? Mamma mia, che palle. Contro l'Atalanta, ultimo recupero, ci giochiamo tutto. Se vinciamo questa, siamo davanti al Milan. Vai, a 4 giornate alla fine. Il Milan sta giocando in Champions, col City perso 1-0 all'andata. Vai! L'Atalanta che è settima, che sta lottando per l'Europa. C'era poco da dire, questa partita è iper fondamentale. Attenzione Zelinski, numeraccio di Zelinski, Paino. Traversa oscena di Paino. Abbiamo squalificato lui e infortunato Kvaradona. Attenzione, gol. Abbiamo rischiata qua, è un po' nervoso, il Napoli si vede, è chiaro che la tensione è altissima. Attenzione, punizione. Zielinski, ti prego, tira e ci abbracciamo, dai. Fuori di poco. Incoraggiamoli sti ragazzi. Ma sto Napoli ha tutto per potercela fare, solo che aveva un calendario durissimo. Adesso dopo l'Atalanta forse un po' più tranquillo, però bisogna vincere questa. Zappa per Costa, attenzione. Olivera fa la cagata. Mamma che fastidio quando fanno sti errori. Dai, pressiamo l'Atalanta che sembra la sua forza del mondo. Dai, rubiamo di sta palla. Team City. Pasalic, ai. Grande Meret, grande Mere. Andiamo a vincere, Beppe, per piacere. Primo tempo che finisce 0-0. Dobbiamo scuoterli. Dai.
Non si sblocca il risultato, purtroppo abbiamo un Osimhen, ma Osimhen non puoi toglierlo. Anghissà e mettiamo un Ndombele. Facciamo il cambio Pino, non mi è piaciuto e rischiamo Lozzi. Dai Lozzi. Ma è la volta che Lozzi mi fa il gol scudetto. Attenzione Zappacosta. Partita scorbutica purtroppo. Ocio, ai, questa è bruttissima. È veramente brutta. Aia, ancora fuori. Ho paura che sarà quasi impossibile portarla. Osimhen è troppo stanco, troppe partite ravvicinate. Juan Vergognas, proprio Frattesi. Per Zielinski al posto di Lobotka. Proviamo tutte, le proviamo. Ma l'Atalanta sta giocando meglio purtroppo. Cataldone. Fuori di Cataldone. 72esimo. Ancora Giamo, non so più cosa provare. Raga, dobbiamo vincerla. Male davanti il Milan. Sarà durissima, sarà durissima. Raspa, di mezzo qualcuno se la niente da fare. Se addirittura il contropiede Atalanta, ma dai. Ma che cazzo di contropiede è? Bravo. Dai, proviamoci Olivera, buttala su. Attenzione Lozzi. Vai Lozzi, che sarai decisivo proprio oggi. Vai Lozzi. Bravo Lozzi. Ma dalla però. Dombele, mettila in mezzo. Gol! Oddio, forse da VAR. Perché non va mai rivederle però? Non capisco. Per questo del fuorigioco non serve, ti prego. Fuorigioco. Incredibile. Solo a noi ce le annullano. Stesso gol di quello perché è pesante purtroppo. Okafor. Di Lorenzo. Può essere veramente il gol annullato che decide il campionato. Però chissà perché non va mai in sala va sto stronzo. Demme. Di Lorenzo. Oca, ti prego. Niente. Atalanta che comunque è giusto il pareggio. Basta che non la perdiamo chiaramente, perché sarebbe un dramma. Di Lorenzo. Meret. Che beffa però, sto gol annullato, proprio una beffa atrocissima. Di Lorenzo ancora, Frattesi. Frattesi, vero Spadori, non potrà mai segnare, infatti. Fuori gioco. Nulla da fare. Un punto ci divide. Ma adesso non abbiamo più purtroppo recuperi. Ora, so veramente cazzi. Il Milan però tracollo 6-1 e qua crollerà anche il campionato, me lo sento. Contro il Torino il Milan invece è in casa con la Salernitana. Rischiamo più noi. Vai. Peccato perché quel recupero poteva darci tanto. Invece paghiamo purtroppo. La pareggita, ma sono i 2 punti con la Roma che sono inaccettabili secondo me. Adesso vediamo. Con la Salernitana potrebbe essere una passeggiata di salute. Però c'è anche il tracollo da porta col City, quindi in realtà non è così impossibile sperare. Però dobbiamo anche vincere a noi, cosa che non stiamo facendo. Gol del Milan, Benasser probabilmente dà lo scudetto al Milan. Noi assolutamente finiti. 0 tiri per il Torino, 5 noi, ma neanche un'azione vista. Che bello, che bello. Sveglia ragazzi, per piacere. Se vogliamo vincere il campionato, ce dobbiamo vincerle tutte chiaramente, non abbiamo alternative. Tanto i tifosi del Napoli hanno sentito tramite radiolina come gli anni 80-90 che il Milan è in vantaggio con Benasser. Anghissà, attenzione Anghissà, la dà a Paino, gol. Gol di Osimhen, il Napoli ci crede. Osimhen esulta piangendo. Nero! Però la nostra occasione l'abbiamo avuta, ma purtroppo non l'abbiamo sfruttata in quel recupero maledetto con i bergamaschi. Berascia, il Beri, Rachmani,
Il Napoli comunque ci crede, sta giocando bene questo secondo tempo. Attenzione, Osi. È servita la strigliata. 2 gol in 5 minuti del talentissimo nigeriano. Intanto Benna, sempre 1-0, Milan Salernitana. Lo diamoli. Attenzione, Zielinski. Fuori di poco per Victor Osimhen. Tattiche, esce Osi distrutto, mettiamo Simeone, esce anche Pino ed entra Gaetano. Facciamo per il turnover solito, questo per fare che possiamo i cambi, diciamo, tra virgolette, pilotati. Vai. Milan sempre 1-0 di misura purtroppo. C'è niente da fare. Lo scudetto a Napoli sembra proprio non voler arrivare. Coventry, ragazzi, è entrato Coventry. Ricci, attenzione Ricci, mamma mia, traversa atrocissima di Ricci. 91esimo Candreva rotto purtroppo. Una Salernitana. Purtroppo non fa gol l'infortunio. Schurz. Gol del Torino incredibile, a corso le distanze Peter Schurz, ma forse troppo tardi per la compagine torinese. Niente, finisce qua, vince purtroppo anche il Milan. E adesso le possibilità sono veramente remote. Adesso c'è il Monza. Purtroppo è andata così. Milan vince 1-0. È bastato il gol di Benna contro il Monza. Però dico di divertirsi perché il Milan è con l'ultima della classe già in piena Cremonese. Anche la penultima sarà impossibile, giocano anche alle 18. Vai. Va bene. Abbiamo capito che il Milan ha vinto. Zielinski. Paino. Zielinski. Noi cerchiamo di vincere e poi chissà, ma ripeto, Milan Cremonese la vedo alquanto difficile che possa sbloccarsi per la Cremo che è ultima. Osimhen, bello. Un tiro di un'emozione incredibile. È stato il recupero dell'attacco all'Atalanta, come per l'altro anno è stato il recupero del Bologna con l'Inter, a toglierci lo scudetto. Troppi pareggi, però 8 pareggi contro i 5 del Milan. Cerchiamo di vincere questa perché stiamo dominando, ma non stiamo portando a casa il risultato. Mota. Bravo Kvara, che rientra dall'infortunio. Kvara, numero di Kvara. Lui. Vede Shingo. O Shingo. Bello, dai Kvara. Kvara fa quello che vuole. Osi. Fuori. Tiro inaccettabile di Osi, a mio parere. 10 tiri a 0. Siamo ancora sullo 0-0. Osi. Anghissà. Soldato Kim. Zielinski. Lobotka. Anghissà, bello per Kvara. Questo è gol. Non puoi annullarmelo, dai. Questo è un gol maestoso. Fuori. Solo a noi. Va bene. Sveglia come la partita prima. Dominiamo ma non segniamo. Non riusciamo a sbloccare il match. Jeremy. Bravo Jeremy, niente. Il Monza tiene botta, non si sa come. Oh, bravo Zielinski che recupera questo essere gol per piacere. Osi, vaffanculo. Victor Osi, beh. 43esima rete stagionale per il talentissimo nigeriano. Lo diamoli.
Kvara è molto stanco. E anche Anghissà mettiamo Frattesi stavolta. Non Beleno mi sta convincendo molto. Sono a pezzi miei comunque. 16 tiri a 0, siamo 0 a 0. Cioè, neanche nei peggiori bar di Caracas. Per piacere, stiamo attenti. Se possiamo fare il secondo meglio Osimhen. Alto di poco, purtroppo. Vi prego, Cremonese già in B con 14 punti. Regalami il The Dream. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato? Cosa abbiamo rischiato, Beppe? Lui, Rachmani, Oka. Fallo su Oka. Di misura la stiamo portando a casa ancora. È stanca, però un pareggio quella tarda ci sta condannando, cioè pazzesco. Anche se la vera vergogna è quello con la Roma, dominata e non siamo riusciti a vincerla. All'ultimo secondo ci hanno pareggiato. Buono comunque, molto bene. Credo il Milan pareggia con la Cremonese. Non ci credo, non ci credo. Calma, non ci credo, calma. Se vinciamo con lo Spezia, siamo campioni d'Italia. Ragazzi, siamo a un passo da un sogno, non ho parole. Vedere il Milan che pareggia in casa con la Cremonese, già ultimo. Milan va a Bergamo, non in casa, noi in casa con lo Spezia. Il Maradona è stracolmo. Vediamo se facciamo il miracolo. Zelensky. Una tensione scandalosa la Botka. Mamma mia. Lui, Zelensky. Gollazzo incredibile. Silenzio. Gollazzo mostruoso di Zelensky. Ma non avevamo ancora fatto niente, ragazzi. Non avevamo ancora fatto. Di Lorenzo. Il Maradona è veramente stracolmo. Anghissà. Kvara, mamma mia. Osimhen. Non abbiamo ancora fatto niente. Non abbiamo ancora fatto niente. Kim. Di Lorenzo. Kim. Lobotka. Di Lorenzo. Ancora Lobotka. Anghissà, numeri strepitosi. Sì, bello, sì, beh. Si gonfia la rete, come piace a dire al tifoso del Napoli che fa le telecronaca. Cos'è Remma, come cazzo si chiama? Ragazzi, siamo vicinissimi all'impresa, 91 punti, signori. La stiamo portando a casa il campionato. No, parole. Gol dell'Atalanta, signori, gol dell'Atalanta, tracollo finale rossonero. Tracollo finale rossonero. Osimhen segna. E ragazzi, abbiamo centrato l'obiettivo mostruoso. E adesso stiamo a giocare un po' Gaetano. Mettiamo un po' Okafor. Poi chi ha giocato meno mettiamo Lozano. Qua facciamo così. Ok, Ostigard. E Frattesi qua bassi. Tutti e 5 i cambi, me ne foto. Siamo 4 a 0. Siamo 4 a 0, ragazzi. E il Milan addirittura perde. Ce l'abbiamo fatta, raga, mamma mia, è arrivato con fatica veramente devastante.
2-0, basta, il Milan è fuori, siamo. E vinciamo lo scudo, ragazzi, per Diego. Incredibile, il Napoli 4, Spezia 0, il Milan crolla con l'espulsione di Calabria 3-0, è finita. Il Maradona è già in festa, i tifosi stanno già preparando l'invasion of camp in un inglese ormai di madrelingua. Attenzione, Gvasi, come piace chiamarla a voi, attenzione, numero incredibile da solo. Fuori di poco, ma ormai si fa solo festa al Maradona. Ormai si fa solo festa al Maradona. Dai, finisce che vogliamo andare a festeggiare. Il Milan veramente ha perso i nervi dopo la sconfitta di 6-1 col City. Lo sapevamo. Marietto lui. Marietto! Fuori di poco. Mamma mia, è pronta un'invasione mostruosa a Napoli. Agudelo. Meret. Kim. Di Lorenzo. Gaetano. Lobotka. Gaetano. Anghissà, Lobotka. Anghissà! Napoli stellare, scudetto in cassaforte. Milan 3-0, mamma mia. Oh, e si va a vincere lo scudo, ragazzi. Sì, eccolo qua. Oh. Abbiamo vinto il campionato, ragazzi. Non so come, ma ce l'avevo fatto. Ancelotti ci sta premiando. La Champions League sembra bellissimo. Alzala al cielo. E vai. Campione d'Italia, manco male. Alto trofeo nel canale Cumendiano, scudetto con il Naples. E si gode. Gli arbitri ci applaudono, bellissimo, grazie. Campione d'Italia, campione d'Italia. Perfetto. Buono raga, finisce qua la stagione, non vado avanti onestamente. Voglio farmi le stagioni quelle, guarda quanti trofei, le voglio sinceramente andare avanti con il retro. Ma comunque, insomma, la sfida è riuscita perché dovevamo vincere lo scudetto in soldoni e ce l'avevo fatta il primo anno. Raga, sotto il comandante veneziano, grande stagione. Alla prossima. Ciao!